Cioè il sindaco dice sì, il prefetto dice così, ho le mani legate, ma come le mani legate? Un sindaco dovrebbe prendere determinate decisioni importanti, se no, insomma, cosa facciamo? Basta vedere il sindaco di Albettone. È alta la tensione ad Annone Veneto, la gente è arrabbiata e attacca prefetto e sindaco. L'arrivo di una ventina di profughi ad alloggiare nella palazzina sopra il Monkey Bar a poche centinaia di metri dal centro cittadino ha messo in moto comitati e gruppi cittadini che da giovedì sono in presidio permanente. Siamo qua appunto, notte, giorno, quello che serve. Però esigo che il sindaco venga qui e stia qui in mezzo a noi, perché non siamo gente di seconda classe. Il sindaco di Annone, Ada Toffolon, replica gli attacchi e chiarisce la posizione del comune. Quando noi abbiamo saputo che c'era la disponibilità di un privato a mettere a disposizione degli alloggi e anche un certo numero di alloggi, ci siamo subito espressi in forma contraria a questo. Rimane la preoccupazione delle famiglie che vivono nel palazzo e di chi vi ha l'attività commerciale. Sono un po' preoccupato perché insomma ho 2 bambine piccole e sentire che vengono 20, 50, 100 persone qui nel condominio secondo me non è il modo migliore per poterli inserire in questa comunità. L'arrivo di ulteriori extracomunitari ci influirebbe negativamente sulla nostra attività, che comunque neanche un anno che abbiamo aperto, abbiamo comunque un mutuo da pagare come gli altri inquilini e sicuramente arrecherebbe un danno notevole per la nostra immagine. Un comune, quello di Annone Veneto, di 4.000 abitanti che, spiega il primo cittadino, deve fare i conti con la crisi e i problemi sociali. Annone Veneto è un paese che ha più di 400 disoccupati, su 4.000 abitanti sono tanti, che ha un 15% di immigrati e questo è un dato che da un punto di vista della convivenza sociale ha la sua importanza. Intanto la protesta continua a montare contro il privato che ha dato gli alloggi e contro il governo. Non si spiega questa scelta che ha avuto lui così, a discapito di gente che non sono i suoi conterranei. Che se ne tenga Renzi, Alfano a casa loro, ci sono le caserme libere che possono farlo, non il posto pubblico dove una persona, quattro persone che pagano il mutuo, che hanno fatto il debito in banca per pagare il mutuo, adesso le vengono 100-120 persone, è una vergogna. Tensione che non si placca nemmeno ad Eraclea, dove gli abitanti del residence Mimosa sono tornati in strada. Il numero dei profughi rimane alto, ancora 200, mentre scoppia un nuovo caso di varicella. Il timore di problemi igienico-sanitari rimane alto.